dalla redazione di Sette in Punto. In questa puntata parleremo di un argomento che ha riguardato quasi tutti noi in questi lunghi mesi, ormai in questi anni di pandemia. Parleremo di lavoro agile in Veneto perché questo è proprio il titolo di una ricerca e noi approfondiremo quanto emerso con Stefano Dal Pracaputo, ricercatore della Fondazione Corazzin, e Valerina Cittadini del coordinamento donne di CISL Veneto. Benvenuti anzitutto. Buongiorno, Valeria. Valeria, ecco. Buongiorno a tutte e a tutti. Valeria, correggiamo subito. Partiamo dalla ricerca e quindi dal ricercatore Sì? che è collegato con noi di Fondazione Corazzin per capire insomma da dove siete partiti, quali sono le motivazioni. Banalmente possiamo anche intuirle, però poi scendendo poi no, nel dettaglio ci spieghi da dove siete partiti e perché. Sì, volentieri. In realtà siamo partiti con un'intuizione del coordinamento donne, eravamo ancora un anno fa, quando la situazione smart working era, diciamo, abbastanza diversa, no? Perché, come sappiamo, soprattutto nella prima fase, durante il lockdown, i servizi di welfare erano chiusi e quindi si era obbligati a essere sostanzialmente in smart working, ma i servizi, appunto, essendo chiusi, creavano dei problemi. Questa nuova modalità di lavoro creava dei problemi perché appunto bisognava gestire in casa la famiglia, i figli, eccetera, eccetera. Quindi con questa idea, per cercare di capire se c'erano differenze di genere soprattutto e come lo smart working avesse impattato, siamo partiti. In realtà poi, analizzando i dati, è emerso un mondo più complesso e sappiamo poi che la pandemia nel frattempo si è evoluta, quindi la situazione si è evoluta, ma sta di fatto che al questionario hanno risposto 1300 lavoratrici e lavoratori in Veneto, che è un dato molto interessante. E se c'è un primo elemento da dare è che al di là di tutto quello che è successo, al di là del fatto che in alcuni casi non si parla di smart working ma più di telelavoro, perché di questo si tratta, però il nostro campione di rispondenti, circa un 78%, ha detto che vorrebbe continuare questa tipologia di lavoro, ovviamente migliorata, modificata, eccetera, eccetera. Quindi se uno ponesse oggi una domanda secca a un lavoratore veneto, lavoratrice o lavoratore, la domanda sarebbe vuoi continuare? La risposta sarebbe tendenzialmente sì. Evidentemente però cambiano i dati in base al genere ed è questo anche quello che emerge nella ricerca. Al Cioè, per genere si esempio, intende genere maschile e genere sì, femminile o anche al genere di assolutamente. lavoro? Beh, anche rispetto al genere di lavoro sicuramente, però in questo caso più genere sì, maschile e femminile. Cioè se noi andiamo a chiedere ad una lavoratrice se preferisce lavorare full time o part time in smart working, la risposta è molto più alta per il part time. Per il genere maschile invece, se facciamo la stessa domanda, risponderà full time. E quindi qual è, diciamo, è vero che lo smart working è richiesto ed è molto interessante per i lavoratori, però un elemento che emerge in maniera chiara da questa ricerca è come serve a fare programmazione, serve a coinvolgere lavoratrici e lavoratori perché ognuno ha le proprie esigenze, ognuno ha le proprie necessità. Ecco, ma c'è qualcosa che vi ha stupito, che non vi aspettavate Mm. magari di rilevare? Ma sicuramente questi dati di genere sono interessanti. Sappiamo che c'è un trend nazionale di apprezzamento dello smart working, però sai, poi verificare se in Veneto questa cosa avesse funzionato o meno era molto più interessante, quindi questo ci ha colpito. Ci ha colpito poi ci hanno colpito queste diversità in base soprattutto agli dati di genere, cioè effettivamente uomo-donna le esigenze sono diverse, le sensibilità sono diverse e quindi in realtà come un po' tutto il mercato del lavoro e come tutti gli interventi che vanno fatti nel mercato del lavoro, bisogna pensare in maniera più allargata e non solo con temi insomma generici o macro, no? Certo, e a proposito di differenze di genere, coinvolgiamo la nostra seconda ospite, Valeria, cittadina del coordinamento Donne CISL Veneto. Anzitutto anche a lei chiedo, insomma, se qualcosa l'ha stupita e le prime considerazioni che ha fatto, insomma, che quindi può raccontare anche a noi.
Sì, allora, come diceva Dal Pra Caputo, questa ricerca è nata perché in effetti era nata la voglia di capire come era stato vissuto, come veniva vissuto lo smart working. Diciamo che come CISL regionale l'anno precedente avevamo fatto l'anno precedente la pandemia, quindi nel 2018-2019, avevamo fatto una ricerca sulle necessità di welfare nel territorio veneto e l'analisi che era emersa sempre insieme alla Fondazione Corazzini era che tra tutte le varie necessità che le famiglie del Veneto denunciavano era quella di ipotizzare un incremento del lavoro, un potenziamento dello smart working. Di fatto in quel momento era comunque una modalità poco conosciuta, che come diceva invece Dal Pra Caputo si è diffusa in maniera un po' anche imposta dalla necessità, anzi sicuramente imposta dalle circostanze della pandemia, ed è stata conosciuta in maniera un po' trasversale da tutti i lavoratori, ovviamente coloro i quali, i lavoratori e le lavoratrici, che potevano avere un lavoro che permetteva lo smart working. È stato per di più un telelavoro, quindi con una connotazione semplicemente di uno spostamento dell'attività lavorativa fatto appunto da remoto, ma ci incuriosiva capire come questa esperienza che era diventata improvvisamente molto diffusa aveva impattato nelle lavoratrici e nei lavoratori. Di fatto le perplessità e le paure che avevamo in realtà sono un po' emerse. Una di queste era che sicuramente questa esperienza avrebbe avuto un impatto diverso come soddisfazione lavorativa negli uomini e nelle donne, proprio perché essendo il lavoro di cura ancora legato purtroppo nella maggior parte dei casi nella figura femminile, le donne durante la pandemia si sono trovate a dover gestire il lavoro da remoto, la famiglia, quindi tutto ciò che era lavoro di cura, in maniera sì, la DAD, quindi in maniera molto più pesante rispetto agli uomini e in circostanze appunto come lei adesso diceva del tutto anomale rispetto a una situazione diciamo di normalità, perché c'erano i figli in didattica a distanza, magari c'era anche il marito, il compagno in smart working, in spazi che probabilmente non si prestavano a tutta questa serie di attività in contemporanea e probabilmente anche con attrezzature a disposizione a volte molto spesso insufficienti e quindi ecco questo sicuramente ha creato molto stress e nella ricerca che noi abbiamo promosso è risultato che questo stress era più a carico ovviamente delle donne che degli uomini, perché purtroppo come sempre sono coloro che hanno il peso della famiglia in maniera più importante ancora purtroppo rispetto agli uomini. E quindi ecco, questa era una delle perplessità che avevamo. Dopo noi pensiamo anche che la cosa insomma sia stata gestita in maniera assolutamente improvvisata e improvvisa e quindi che quello che è stato vissuto in realtà non sia lo smart working che noi intendiamo sicuramente come CISL, insomma come sindacato non pensiamo che quella sia la modalità di lavoro agile. Quello è stato un decentrare a casa da remoto una prestazione lavorativa, ma che aveva tutte le caratteristiche del lavoro in presenza, perché c'era l'orario da rispettare, perché c'erano tutta una serie di elementi che non erano stati contrattati, insomma.
Mi incuriosisce sapere, cioè collocare proprio per questo motivo temporalmente la ricerca, no? Perché immagino che già se si facesse la stessa ricerca oggi, probabilmente i risultati sarebbero diversi, perché appunto parlando di donne e in DAD, e magari in smart working, telelavoro, lavoro agile, insomma chiamiamolo come vogliamo, anche se ci sono delle differenze tra tutti questi termini, ci sono stati dei momenti di forte tensione in cui secondo me probabilmente molte donne sarebbero anche andate a lavorare in miniera pur di uscire di casa, insomma sto esagerando, però no, probabilmente è importante anche collocarla Sì. rispetto al tempo. Beh, la ricerca è stata pensata appunto durante la prima pandemia, però poi le domande sono state, diciamo, compilate dai rispondenti tra la fine del 2020 e inizio del 2021. Ovviamente le domande sono state fatte in maniera diversa, cioè abbiamo chiesto ai rispondenti cosa pensavi durante il lockdown, cosa ne pensi adesso, che era ancora in una fase un po' difficile, e come ti immagini il futuro, quindi abbiamo chiesto per dare valenza ai dati proprio. Ecco, ma l'abbiamo visto, no? Adesso che comunque la situazione è un po' migliorata, sappiamo anche per esempio per quello che riguarda i dipendenti pubblici, il ministro Brunetta ha detto si torna tutti al lavoro in presenza, eccetera. C'è ancora un po' questo stereotipo per cui questo lavoro è stato quasi, diciamo, non un contentino, ma insomma, ringraziare di lavorare in smart working. C'è ancora un po' Questo pregiudizio sicuramente ancora c'è e credo che Brunetta abbia sbagliato nelle sue esternazioni, che mi pare però adesso stia un po' rivedendo, considerando il lavoro in smart working un lavoro come se non fosse lavoro. Di fatto chi lavora in smart working, il lavoro in smart working è lavoro a tutti gli effetti e quindi non ci deve essere questo pregiudizio. È chiaro che deve cambiare appunto proprio il paradigma, il concetto che si ha di lavoro, perché si passa da un tipo di lavoro legato alla quantità oraria a un tipo di lavoro legato a dei processi, al raggiungimento di obiettivi, e quindi questo è un modo di vedere il lavoro completamente diverso, che deve essere sicuramente supportato, secondo noi, da una contrattazione che ne definisca i perimetri e aiuti anche i datori di lavoro per quanto riguarda il privato e i dirigenti pubblici per quanto riguarda il pubblico a considerarlo lavoro a tutti gli effetti. Ci sono già dei risultati di ricerche che dimostrano che la produttività in molti casi è aumentata lavorando in smart working, e credo che i lavoratori, i datori di lavoro, diciamo, privati, in questo possono fare un po' da guida all'apparato pubblico, perché dobbiamo dirlo, l'apparato pubblico molto spesso dimostra purtroppo di essere un po' conservatore rispetto a certi processi. Invece il mondo dell'imprenditoria a volte ha delle intuizioni più importanti anche per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro. Quello che noi chiediamo però è che lo smart working non sia una modalità di lavoro che viene decisa a livello di singolo lavoratore col dirigente o col datore di lavoro, ma che ci sia proprio una contrattazione appunto che ne definisce le modalità. Per noi è molto importante che questo succeda, proprio perché possa cambiare la cultura appunto del lavoro. Crediamo anche che debba essere una modalità di lavoro che non può essere fatta full time, perché questo crediamo che possa avere il rischio di isolare il lavoratore dal resto dall'ufficio, dai colleghi, da tutto quello che è il contesto lavorativo, e crediamo invece che il lavoro ha anche una dimensione di
di socialità molto importante che non può essere eliminata. Quindi lo smart working non può essere a tempo pieno fatto da remoto, cioè il lavoro, scusate, non può essere a tempo pieno fatto da remoto in smart working, ma va appunto definito un momento, un periodo di tempo che può essere fatto in questo modo e il resto deve essere fatto in presenza. Per le donne questo Certo. era... Ma Sì? mi pare, ma ancora qualche anno fa, uno studio, non so se fosse americano, che riferiva delle conseguenze dello smart working, diciamo dell'iperconnessione, no? Come la chiamano. E addirittura ci sono paesi che considerano anche le conseguenze sulla salute, i rischi sulla salute e quindi vengono considerati tutti gli effetti dei... Sì, insomma, adesso non so, la definizione esatta non Sì. me la ricordo, comunque insomma o malattia o comunque Dei cose... rischi professionali legati a... Sicuramente questo è un problema che abbiamo vissuto un po' tutti, perché durante la pandemia abbiamo avuto la fortuna di utilizzare queste nuove strumentazioni per comunicare comunque e quindi ci siamo collegati tutti, però tutti abbiamo avuto la sensazione poi che in molte situazioni facevamo un collegamento dietro l'altro e c'era anche molta confusione tra quello che era stato detto in un collegamento rispetto ad un altro. Quindi sicuramente il lavoro legato anche al luogo, all'azienda, riteniamo che sia assolutamente importante. Stavo dicendo prima che per le donne questo rappresenta un rischio in più, perché la donna rischia di essere isolata maggiormente a casa e noi non vogliamo che lo smart working sia una modalità di lavoro tipicamente femminile, perché potrebbe significare che come il part-time, come tutte le aspettative che le donne prendono e i permessi che le donne prendono per accudire la famiglia, sia un modo di relegare la donna ancora di più lontana dal mondo del lavoro e lontana da tutte quelle che sono poi anche le possibilità di carriera, le possibilità anche di avere diciamo veramente pari opportunità all'interno dell'azienda dove si lavora. Certo. Volevo chiedere a Stefano Dal Pracaputo qualche Sì. dettaglio magari rispetto alla ricerca. Adesso io qui ho appunto il comunicato, non so, rispetto alle Sì. percentuali, se c'è Beh, c'è qualche questo dato. tema della produttività, no? Perché facevo prima una domanda sul pubblico. E in realtà ciò che emerge dalla ricerca in maniera abbastanza chiara è come ci sia un mondo complesso, no? L'abbiamo vista prima sui dati di genere, quindi cambiano i dati in base alla necessità anche, no? Part-time più full-time, uomo-donna, ma banalmente se andiamo a chiedere poi ai rispondenti, ma il tuo lavoro è più produttivo quando sei smart working, c'è un 45% che dice ugualmente produttivo e un 33% più produttivo. Quindi tendenzialmente è un andamento positivo. Però qui c'è un elemento in più, perché c'è un 15% che dice il lavoro in smart working per me è meno produttivo. Allora qui c'è secondo me un elemento che già veniva citato da Cittadin prima, cioè perché la contrattazione è importante? Perché è importante non imporre dall'alto lo smart working? Perché ci sono delle differenze di genere importanti e in base alle esigenze, in base a uno dove lavora, perché se io lavoro a 2 ore dal luogo di lavoro, preferirò magari fare più smart working che altro, in base appunto alla conciliazione vita-lavoro, in base anche alla produttività, perché se è vero che ci sono tante persone che possono dire io da casa mi sento più produttivo, ci sono anche altrettante persone che dicono in casa non ci voglio stare, per mille motivi. Quindi è chiaro che serve la contrattazione, diciamo, a livello aziendale. Faccio un altro esempio. In alcuni qualche rispondente ci diceva sì, io sono tornato fisicamente al lavoro e i miei colleghi mi guardavano male perché pensavano fossi stato in vacanza. Succede anche questo se non tutti sono coinvolti nel processo di smart working. Non vuol dire che tutti lo devono fare, ma che tutti devono sapere che c'è questa possibilità
che può essere fatta e soprattutto che chi sta a casa a lavorare non sta lì a non far nulla, no? Secondo Quindi me, questo... banalmente, faccio una Sì, prego. considerazione banalissima, una percentuale di quelli che dicono che il loro lavoro è più produttivo sono proprio quelli che magari si sentono in colpa ingiustamente, no? Può pure E quindi essere, sì, tendono assolutamente. a lavorare anche Quindi, di più per far vedere che non sono dei privilegiati, certo, forse. difatti, ma Come è capitato anche a me, allora ah, dico. ecco, diciamo, abbiamo un'esperienza Sì. concreta. Quindi, diciamo, è un mondo che quello lì, il mondo lavorativo sta cambiando, no? È difficile dire fermiamo lo smart working di colpo, perché insomma le aziende private andranno verso quella modalità di lavoro ibrida. Il punto è diverso, è coinvolgiamo i lavoratori e le lavoratrici per migliorare la qualità del lavoro e chi sta a casa a lavorare, gli do tutta la strumentazione, posso dare degli altri diritti, perché insomma qui si aprono dibattiti interessanti sulla sicurezza del lavoro in casa, insomma, su tanti temi che sono Ecco, sulla interessanti. sicurezza, siccome c'era stata all'epoca, no, anche un dibattito, cioè io sto facendo smart working e mi faccio male piuttosto che cado, non lo so, andando... insomma, c'era stata anche un'onda polemica. Volevo chiedere a Valeria Cittadin qual è insomma un po' la posizione del sindacato, perché anche questo non si può banalizzare, no? No, anche questo non si può banalizzare ed è a maggior ragione per questo che ci servono, devono esserci degli accordi ben precisi e dei contratti sia nazionali che aziendali e quindi decentrati che vadano a definire tutti questi aspetti. Sicuramente chi si fa male durante un orario di lavoro o durante un momento di lavoro è infortunio sul lavoro, sicuramente questa è la nostra posizione. È chiaro che ribadiamo la necessità che ci siano degli accordi nazionali, ma mi pare che questo, insomma, sia la volontà anche del ministro Brunetta per quanto riguarda i lavoratori pubblici. Dopo è chiaro, è facile demonizzare il pubblico impiego, però non dobbiamo dimenticare che soprattutto durante la pandemia i nostri uffici dell'INPS hanno lavorato in maniera molto impegnativa a livello appunto da remoto, i nostri impiegati dell'INPS, per dare la possibilità a tutti di avere quei benedetti ristori che la gente aspettava. E devo dire che per quanto riguarda il Veneto siamo stati una regione su questo abbastanza fortunata. Dopo, è vero, ci sono delle differenze e c'è la necessità anche di fare in modo che i lavoratori del pubblico impiego non interrompano un servizio anche di sportello. Quindi capisco la necessità anche del ministro Brunetta di dire adesso si torna in presenza, perché è chiaro che se l'anziano si reca in comune per avere un documento deve trovare un interlocutore. Devo dire però che sicuramente per quanto riguarda la nostra regione del Veneto non si sono mai verificate situazioni come quelle che a livello, dico io, di spot alcune trasmissioni presentano dove non c'è nessuno in giro e non c'è la possibilità di accedere a un servizio. Certo. Quindi c'è necessità di contrattazione e di conoscere questo strumento, che è una cosa probabilmente un po' nuova per tutti, anche per noi delle organizzazioni sindacali, non è una modalità così diffusa, però noi crediamo che possa essere un elemento importante proprio soprattutto nei tempi di conciliazione vita-lavoro per la famiglia e non semplicemente per le donne. E quindi quando diciamo per la famiglia deve essere una modalità organizzativa che deve diventare diffusa tra uomini e donne proprio perché questo possa garantire un po' più di parità. Volevo chiedere a tutti e due, c'è anche un aspetto importante che riguarda la formazione, no? Da un lato perché sono stati messi in smart working anche lavoratori insomma, nella fascia insomma, over 45, 50 e non tutti sono, voglio dire così, appunto smart da riuscire ad adeguarsi così in tempo reale. Dall'altro perché comunque appunto è caduta questa bomba in testa a tutti noi Sì. e quindi sì,
volevo capire se su questo magari il sindacato si sta muovendo e se dalla ricerca è emersa insomma questa difficoltà. Al di là poi delle connessioni, sappiamo che il nostro paese in alcune zone è Sì. molto indietro, sappiamo che non si possono fare miracoli, che probabilmente qualcosa cambierà, però insomma sicuramente non domani, ecco. Sì. Francesco, sì, Stefano. Che siamo due colleghi, abbiamo fatto la ricerca, e l'altro collega è Francesco Peron, che ci tengo a citare visto che anche lui ha partecipato. Sì, beh, la formazione in realtà, diciamo, la CISL sta puntando molto sulla formazione, basti pensare al contratto dei metalmeccanici, no? Però è vero che in questo caso è fondamentale. Allora, un discorso è portare il lavoro che facevo lì in ufficio a casa, e quello tutto sommato in qualche modo si è riuscito a farlo, ma il passo in avanti per fare veramente smart working è quello di formare personale, cercare anche di capire come lavorare meglio, eccetera, eccetera. Quindi è una richiesta che veniva anche dalle lavoratrici e dai lavoratori. È chiaro che bisogna puntare è un percorso lungo, però secondo me, ecco, cioè adesso come diceva prima, c'è stata una bomba, abbiamo vissuto dei momenti tragici, una difficoltà immensa. Sarebbe interessante ripartire dai prossimi mesi avendo fatto un po' di esperienza, perché l'abbiamo fatta, no? Tutti, e provando a migliorare le cose che non funzionano, fare piccoli progetti, cercare di capire a chi va bene, a chi non va bene, e così dare anche un progresso in questa cosa qui, no? Cercare di migliorare piano piano. Sì, credo che la formazione sia fondamentale per quanto riguarda lo smart working, ma non solo, sicuramente per quanto riguarda le competenze di tipo informatico, perché questo tipo di lavoro si fonda proprio sull'utilizzo appunto di strumentazioni informatiche. Però credo che la formazione importante riguardi proprio la conoscenza in sé di questo tipo di organizzazione del lavoro, che deve essere diffusa questa formazione anche tra i nostri delegati, le nostre delegate, i nostri sindacalisti. Noi per primi dobbiamo conoscerla un po' più a fondo. E soprattutto potremmo fare anche una cosa molto importante, è anche conoscere a livello sindacale, più che conoscere, insomma, trasmettersi, comunicarsi le esperienze positive, perché quelle sono sempre viatici molto importanti per non partire da zero ogni volta, ma far tesoro anche di quanto è già stato fatto in maniera positiva. Quindi formazione sì informatica per i lavoratori e le lavoratrici, ma anche tanta conoscenza dello strumento per lavoratori, sindacalisti e dirigenti. E poi, no, se non sbaglio, poi la CISL, ovviamente, insomma, lecitamente ha l'obiettivo di, anziché diciamo, accentuare le differenze di genere, invece di far sì che, cioè, che lo smart working possa contribuire invece ad appianarle. Sicuramente questo è uno dei nostri obiettivi, che questa organizzazione del lavoro appunto venga neutralizzata il più possibile nei suoi rischi. Come dicevo prima, il rischio principale è che la donna utilizzi lo smart working più dell'uomo, perché continua a lavorare più in casa dell'uomo, perché continua ad avere un carico di cura più importante rispetto all'uomo. E poi sappiamo anche che tutte queste forme di lavoro che allontanano dal mondo del lavoro, perché purtroppo mettono la donna nella condizione di dedicarsi più ad altro e quindi alla famiglia, poi hanno ricadute anche su quella che è la differenza retributiva tra uomini e donne, perché chi fa meno straordinario, chi fa più part-time, chi fa più aspettative, poi alla fine ha uno stipendio ridotto, una possibilità di carriera inferiore e una pensione ridotta. Quindi anche se vogliamo proiettarlo sulla vecchiaia, le donne sono
più poveri rispetto agli uomini anche per questo. Bene, allora abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, grazie davvero allora a Stefano Dal Pracaputo, ricercatore della Grazie. Fondazione Corazzin, e a Valeria Cittadini del Coordinamento Donne di CISL Veneto. Grazie. Grazie a a tutti. lei, arrivederci.